Ben ritrovati con questo nuovo approfondimento di Radio Veneto Agricoltura. Quest'oggi daremo i numeri, nel senso che spiegheremo quanto siano importanti i numeri intesi come valutazione, i numeri per capire come funziona un comparto. Nello specifico ci occuperemo di agricoltura e quindi l'importanza dei numeri per valutare come un comparto si evolve nel corso del tempo. Parleremo di questo con la dottoressa Antonella Trabuio dell'Ufficio Statistica della Regione Veneto. Grazie Antonella per essere venuta qui oggi con noi a parlare di questo interessante argomento, responsabile delle statistiche agricole della Regione Veneto. Partiamo immediatamente e ti chiedo, ma com'è che nasce il dato? Allora, il dato nasce sostanzialmente tramite due filoni fondamentali. Noi possiamo fare delle indagini che possono essere sia campionarie che censuarie, oppure possiamo sfruttare dei documenti amministrativi, degli archivi, delle basi dati preesistenti, cercando di trasformare però poi l'informazione in un dato statistico. Fondamentalmente queste sono... Ecco, ma e poi quindi i dati che raccogliete com'è che vengono poi utilizzati? Beh, naturalmente vengono prima trattati e validati e dopo Vengono elaborati? certo, e dopodiché possono essere utilizzati per i più svariati motivi. Possono essere utilizzati per prendere decisioni, possono essere utilizzati per avere un quadro della situazione, possono anche essere utilizzati solo a scopo divulgativo e informativo, hanno una potenzialità infinita. Portiamo qualche esempio così capiamo meglio. Per esempio, io mi occupo di statistiche agricole, quindi mi viene facile parlare di un argomento agricolo. Per esempio, noi raccogliamo i dati sulla produzione del mais. Io raccolgo questo dato, lo valido, lo elaboro e poi lo distribuisco a tutti quelli che possono fare una richiesta. Possono essere agricoltori che vogliono sapere se il mais è una cultura molto presente, quindi magari decidono di fare qualcos'altro, stupidamente, può essere una cosa molto semplice così, oppure può essere addirittura il nostro giunta regionale che ci chiede una fotografia dell'agricoltura veneta, anche per poter fare decisioni sul PSR, per esempio. Certo, ma prima poi porteremo alcuni esempi, ma il dato in sé da cosa è composto? Da tante informazioni. Quindi il dato è una serie di informazioni. È una serie di informazioni. Noi, per esempio, per quanto riguarda sempre questa materia agricola, possiamo avere dati sulla struttura di un'azienda agricola, cioè se è grande, se è piccola, quante persone ci lavorano, che cosa coltiva, che animali alleva, oppure possiamo avere dati produttivi veri e propri, quanto è stato prodotto di che cosa, quanto quella produzione ha avuto un reddito alto o basso, cose di questo tipo. Certo, quindi vuol dire che un dato, come dicevamo prima, è importante proprio perché da quel dato si possono poi prendere decisioni sia politiche che aziendali, Sì. quindi proprio per dare un indirizzo al comparto che si sta valutando. Ecco, dicevamo di alcuni esempi, ricordiamo che Veneto Agricoltura con la Regione Veneto organizza ogni anno una serie di convegni dedicati al settore vitivinicolo. In uno di questi, che regolarmente si tiene a gennaio, nel mese di gennaio a Lonigo, riguarda proprio il consuntivo della vendemmia che si è da poco conclusa, ma nello specifico l'Ufficio Statistica della Regione Veneto presenta i dati dell'export, Sì. quindi l'export del vino veneto. Sì. Nello specifico, com'è che voi raccogliete i dati? Sì, allora, innanzitutto, prima di rispondere a questa domanda, mi piace far notare che durante questo convegno si usano entrambi gli esempi che ho fatto prima di come viene raccolto un dato. Il consultivo della vendemmia si basa su un dato amministrativo, quindi le dichiarazioni di vendemmia, che sono curate dalla VEPA, mentre per quanto riguarda il dato di export è un dato statistico che viene creato tramite un'indagine apposita che viene fatta alle dogane, e quindi ogni bene che esce o che entra ha bisogno di una dichiarazione e viene sottoposto a un questionario apposito, e poi vengono raccolti quei dati che noi elaboriamo e distribuiamo in occasione di quella, per esempio, di quel convegno, in cui diciamo quanto ha esportato il Veneto, dove, se è cresciuto in certi paesi o in certi altri no, che cosa ha esportato, se più vini fermi o spumanti, e ti dà un'idea molto ben precisa del comparto. Sul sito della Regione Veneto poi tutti questi dati si trovano? Certo, noi abbiamo un sito
della statistica. Sì. Cercate Statistica Regione Veneto, lo troverete e ci sono tutti i dati che produciamo. Benissimo. E prima facevi cenno, hai nominato il censimento. Sì. Ad ottobre di quest'anno, quindi ottobre 2020, ci sarà un altro censimento. Ricordiamo che fino ad oggi è stato decennale, il censimento decennale, quindi 2010-2020, nuovo censimento. Com'è che funziona un censimento? Beh, allora, il censimento è sempre stato un evento epocale, giustamente per il fatto che viene compiuto ogni 10 anni. Da quest'anno, però, dal 2020, comincerà una sperimentazione e diventerà permanente, quindi non più ogni 10 anni, verrà fatto con modalità completamente diverse, ovviamente. Non si può sostenere uno sforzo bellico ogni anno come ogni 10, però fino ad adesso venivano mandati dei rilevatori sul campo ad intervistare tutte le aziende agricole su una varietà di argomenti e poi il dato veniva raccolto, informatizzato in maniera molto lunga, direi, ma dal 2020 per fortuna sperimenteremo delle nuove tecniche che ancora non posso svelarvi. Però ci prepariamo. Sì, preparati perché a ottobre comincerà e verso marzo del 2021 si chiuderà la campagna. Quindi da ottobre a marzo. E dopodiché in teoria per dicembre dovremo avere i dati già pronti, perlomeno quelli provvisori. Dicembre 2021. Sì. Ecco, se dovessimo spendere due parole su come si è evoluto il settore agricolo veneto negli ultimi 10 anni, cioè in rapporto al precedente censimento del 2010. Ah sì. Come si è evoluto? Beh, l'agricoltura non solo veneta, perché questa cosa è una tendenza che si è riscontrata sia in Italia che in tutta Europa, sta subendo dei cambiamenti molto grossi. Le aziende più piccole stanno morendo, stanno chiudendo, ma per fortuna non si perde moltissima superficie agricola perché viene rilevata da aziende più grandi. Quindi questo è il dato più eclatante. Questo è il dato più eclatante. E per quanto riguarda l'occupazione? Per quanto riguarda l'occupazione, tieni conto che il valore aggiunto dell'agricoltura sul totale valore aggiunto italiano dal punto di vista, considerando tutti i comparti economici, copre appena il 2%, quindi certo. Naturalmente non è dove viene fuori più guadagno e nemmeno più occupati, però l'occupazione è sostanzialmente stabile per quanto riguarda... Benissimo. Un'altra cosa, ricordiamo anche che oltre al sito internet, allo spazio internet della Regione Veneto, dedicato ai dati statistici, voi avete anche una newsletter, sì. Statistica Flash, sì, che viene prodotta ogni mese su argomenti più svariati. Naturalmente dall'ufficio di statistica non ci occupiamo solamente di agricoltura. Ecco, perché l'ufficio statistica della Regione Veneto non si occupa solo di agricoltura, ma anche di molto altro. Sì, magari stiamo chiudendo, magari due parole anche per dire cos'è il molto altro. Tutti i comparti dello scibile, no? Sostanzialmente, dall'economia al turismo, all'istruzione, al lavoro, alla sanità, alla sociale, alla popolazione. Quindi tutti i dati economici e sociali sono a disposizione sul sito internet della Regione Veneto, sezione appunto statistica. Tutti i numeri sono lì, tutti i numeri dell'economia veneta, potete trovarli proprio sullo spazio della statistica della Regione. Grazie Antonella, salutiamo la dottoressa Antonella Talbuio dell'ufficio di statistica della Regione Veneto, responsabile per le statistiche agricole. Grazie per essere stata con noi oggi. Grazie a voi dell'invito. Un arrivederci a tutti alla prossima settimana.